del premio Bologna in lettere 2019, vincitori della sezione opere etiche del premio Città Chiaramonte Culfi 2019. Dal 2019 e del 2019 al sito di Autism Spectrum, vincitrice della quarta edizione del premio Arcipelago Itaca. Nel maggio 2021 ha pubblicato Lo spettro del disegno, poesie in italiano. Patrizia Sarvisco. Allora, la mia voce produttrice abitante bella è anche orgogliosa di leggere la poesia in italiano della prima classificata, prego. Opposto del morire è il pensiero, come la semina è l'opposto del tacere. Il vento sa dove cuce, dove dipinge, dove non è rumore né sbadiglio. Seminare e accendere la famiglia che comanda e chiede giustizia al suo destino. E intanto al buio tempra la generosa sostanza del legno e solitudine di altezza e ombra di foglie che stanno al proprio posto lungo tutto l'inverno. Per chi le guarda, per te che stai pensando a loro in questo istante. O contrario un rumore è un pensiero, come simina è o contrario un sintesi, un vento salvo. Une cose non dici, un non escluscio al baraglio. Seminare è a la famiglia, che comanda, domanda, con la ragione stinte, e nosciamente, oscuro, forge, avrò le sostanze all'uligno, e sulle taglie unizia e umera. Le pampere che avessero nessuno nel non me, e qui Italia, Pettia, casa pizzano a Inde, e sto minuto. Questa è l'inglese che si applica con una lettura? Perfetto, allora il suo passaggio ce la proporrà in inglese. When it soothes the pain, where no noise is heard, or yawning, sowing is the spark, rolling and dusting the stars for justice. While in the dark, it folds the generous mantle of blue, and the loneliness of the hiding and shade of the leaves staying there. With the Lord, for the Lord. Height and shade of the leaves, staying there with the Lord, for the Lord. For you. Thinking of them now. Adesso seconda poesia. Gennaio, mentre fa giorno, non sono le 6 del mattino e non è domenica, non è ora di alzarsi né è più tempo di sonno, non è il passero il primo a mormorare, l'animo si scuote e non è nuovo il pungolo di spina, rosa dolce non sbocci se non battezzi il dito. L'una vuota si riempie di una bellezza che non è ieri e non è domani. Oggi nasce da un uovo di pazienza, da una luce pulcino che si muove alla cerca e trova e becca briciole di spavento senza nome, le ingoia e canta e libera il passaggio.
Ignaro è una giornata, un giorno che sei mattina, non è domenica, non è un resus e manco il tempo iorme, non è aciduso, prima ciuciuleale, l'arma si cutolia e non è novo, o bucile la spina, rosa luce, un terapia, si dubbatti, guido. L'ora vacante sì che la bellezza non è domani. Poi nasce la pazienza, lo lusso punticino che scaminia cercando e trova e pezzolia, onde che del riscatto conseguiamo, a chiunque e canta e a libertà un passo. Una notevole qualità linguistica ed espressiva, dotata di un realismo e di una visione variamente annusa di incomparabile impatto. Le 3 sezioni di cui è formata la raccolta propongono, nello scorrere delle stagioni, di perdita in perdita, di veglia in veglia, di semina in semina, gli ossimoli permanenti della presenza umana in una natura che da quella presenza è minacciata, deturpata, arsa, violata. La lingua litica, vetrosa e tuttavia incandescente porge il crepitare del fuoco che divampa, del gelo che mobilizza, del pensiero che resiste alla paralisi della parola e va incontro al fare insieme. Patrizia Sartisco ribadisce, se ancora ve ne fosse bisogno, che la poesia non è solo tecnica e non è solo emotività, istinto, naturalezza dialettale. L'autrice si conferma a livelli notevoli per la sapienza nel dosare maestria, arte e sensibilità, senza mai perdere di vista un gusto che è contemporaneo, non datato, passato o trapassato, ma continuamente in frizione, contrastivamente in agone con quanto accade e continuamente in ascolto con quanto di umano vive, resta e resiste. Una semina d'inverno che scarge sul terreno del verso ampi elenchi di cose, di situazioni, di stati d'animo. Una semina che contrastivamente coincide con un'immagine o stadio di dispersione, di vanificazione dell'essere. Mentre si vede vacillare tutto un mondo nell'apparente invisibilità del presente, una nuova semina con arnesi antichi orienta e predispone a nuova vita. Complimenti alla vincitrice domande che sono definite a tradimento, anche perché non è preparato nulla, siamo alla fine di questi 2 giorni e ti ritrovi nelle motivazioni della giuria e poi se tu, conoscendo ovviamente meglio di chiunque altro, pensi che ci sia un ulteriore motivo per vincere questo premio, cosa trovi in te di particolarmente leggiadro, positivo, eccetera, da poter, è una domanda proprio di carogna, però diciamo se puoi anche rispondere eventualmente se no, io te lo facevo accedere proprio per te, ma è questa la situazione di questo. È carognissima davvero, tant'è vero che ciascuno di loro avrebbe avuto il merito di vincere questo premio esattamente come forse più di me, quindi un applauso a loro, secondo me l'hanno fatto ed è diplomatica e sincera. molto sincera perché ho ammirato, ho ascoltato poesia bellissima in questi non è da aggiungere nulla che per definire meglio te stesso, artisticamente te stesso. No, in realtà credo proprio che la giuria abbia colto perfettamente il senso del mio lavoro. La Silogge, che adesso è stata premiata, prende avvio da un incendio terribile in una delle colline che è intorno alla casa dove vivo. Questo evento che in Sicilia, ma in tutta Italia direi, è assolutamente normale ormai nel nostro vissuto estivo, ecco, ha dato, si dice così, la stura a tutta una serie di riflessioni che invece non hanno niente a che fare, o comunque partono dal paesaggio devastato così come è stato indicato dalla giuria, ma che in qualche maniera devono intercettare
consolazione interiore per i tanti lutti, le tante perdite, e il concetto di dispersione è assolutamente quello corretto che avete individuato, che mi colpisce molto, così come mi ha colpito leggere poi la poesia di Jacques Coutet, che ho riportato anche. Quindi sì, mi riconosco perfettamente. Sei stata bravissima. Ringrazio tanto.